Torna sabato e domenica a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta Caseus Veneti, il concorso dedicato ai prodotti caseari del Veneto. Sul piatto, è proprio il caso di dirlo, il top della produzione regionale, con un programma dedicato a famiglie appassionati, addetti ai lavori e in generale agli amanti del gusto e della tradizione. In ballo, infatti, degustazioni guidate con maestri assaggiatori, cooking show con 7 chef veneti, una mostra a mercato e tante attività per i più piccoli. La novità di quest'anno riguarda il concorso per il miglior panino Veneto DOP, dedicato a chi vuole cimentarsi nella creazione di una proposta basata sulle produzioni casearie nostrane. Giunta alla 17ª edizione, la Kermesse premierà le 39 categorie nella mattinata di sabato, quando saliranno in cattedra le grandi denominazioni d'origine, ma anche piccolissime produzioni tipiche, presidi slow food, stagionature e affinamenti di grande spessore. A partecipare centinaia di caseifici da tutta la regione, una sintesi del patrimonio identitario che verrà esposta nella spettacolare mostra di formaggi all'interno della Sala delle Conchiglie. Non mancheranno i gemellaggi con le eccellenze come i prodotti del Friuli e dei territori gardesani, la grappa e il grande spiedo della Proloco di Sernaglia della Battaglia. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid, con un percorso a senso unico e l'obbligo di esibizione del Green Pass.